Oggi parliamo di florovivaismo, è un settore che in Veneto ha un valore della produzione che si aggira attorno ai 200 milioni di euro ormai da un po' di anni. È un settore che negli ultimi 10 anni sta vivendo una fase di transizione da cui ancora non si può dire sia completamente uscito. Il numero delle aziende è in continua leggera diminuzione e le superfici hanno tenuto per un po' di anni, ma negli ultimi 5 anch'esse sono in leggero calo. La produzione invece è l'aspetto che forse rimane più positivo perché tra fasi alterne è comunque riuscita a mantenersi e anche ad incrementare negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il vivaismo orticolo, che è la maggior parte, che rappresenta la maggior parte della produzione florovivaistica veneta. E quindi di conseguenza la produzione è soprattutto legata a prodotti vivaistici e solo in una minima parte, circa un 25%, a produzione di piante finite. E infatti il maggior acquirente dei prodotti veneti sono altre aziende, essenzialmente aziende agricole, che si riforniscono di prodotti che poi vengono riutilizzati nel processo aziendale. Alcune caratteristiche un po' particolari che contraddistinguono il comparto del florovivaistico veneto sono legate al fatto che il valore della produzione è generato per più della metà non tanto dalla vendita di prodotti quanto dalla fornitura del servizio di realizzazione giardini. È un aspetto che negli ultimi 10 anni ha acquisito sempre maggiore importanza. L'altro aspetto caratterizzante il settore è che siamo una regione che siamo importatori netti essenzialmente di prodotti florovivaistici da altre regioni o da altri paesi e quindi abbiamo una sofferenza per quanto riguarda il commercio con l'estero. Alcune altre aspetti che contraddistinguono il settore per quanto riguarda i consumi è che la nostra regione come il nord-est è una tra delle aree in Italia dove la vendita di piante in valore equivale quasi alla vendita di fiori, aspetto che invece per il resto d'Italia vede in maggior parte dare valore alla vendita dei prodotti legati ai fiori recisi, che non sono in realtà una produzione tipica del Veneto. Per questo invece le piante vive generano la maggior parte dei volumi di vendita. Sono un prodotto che negli ultimi anni ha avuto delle difficoltà, ma in quelli più recenti sta registrando una ripresa delle vendite in termini di valore. Altre cose che possono essere dette sul comparto del florovivaismo, che l'area di vendita ha avuto delle alternanze negli ultimi anni, ma prevale la vendita a livello locale o nazionale. Ci sono scelte che dipendono dalle strategie aziendali, in presenza di difficoltà concorrenziali con imprese concorrenti di altre regioni, c'è la tendenza a vendere più a livello locale, quindi in maniera diretta. Un'altra caratteristica che contraddistingue il Veneto, per esempio, è la vendita in vivaio e garden center, che ha una percentuale di vendita molto più alta rispetto ad altre aree geografiche italiane e raggiunge per le piante circa il 50% delle vendite. Altre cose che si possono dire è che il comparto non è ancora uscito da questo guado in cui, in cui è iniziato a camminare. C'è una tendenza a ridurre alla fuoriuscita delle imprese marginali e al rafforzamento delle imprese più strutturate, ma questo non è sufficiente per far sì che il settore riesca ad essere trainante a livello nazionale. Queste sono alcune delle anticipazioni che vi possiamo dare dal settore economia, mercati e competitività di Veneto Agricoltura.